Allora direi che possiamo iniziare questa conferenza stampa e questo pomeriggio dedicato appunto a questa nostra manifestazione per dire no alla sagra di José di Sacina. Oggi sarà una giornata particolarmente importante per noi perché soprattutto idea di Massimo Lo Scavo e Daniele degli Ministri Ferrugi si è deciso di anticipare questo evento e questa manifestazione contro la sagra, proprio perché non vogliamo confonderci con la sagra, noi non siamo parte, siamo contro e vogliamo dire questo no prima, anche per cercare di forzare l'opinione pubblica, di far pensare di più gli amministratori, i politici locali, se abbia ancora un senso questa sagra che si svolgerà fra poche settimane, per far pensare tutti i cittadini e perché anche i cittadini, anche di fronte alla nostra manifestazione, a quello che abbiamo scritto, a quello che diremo anche in questa giornata, possano pensare di non venire, di non partecipare alla sagra. Oggi iniziamo con questa conferenza stampa, poi ci sarà una manifestazione, poi questa sera alle 8:30 ci sarà una conferenza al Centro Giovani Zanca, sempre qui a Sacina, Viale Zancanaro. Oggi con noi ci sono, oltre al sottoscritto della LAG Friuli Venezia Giulia, c'è Massimo Lo Scavo e Daniele Galeotta di Animalisti FVG, Guido Iemmi, Andrea Gaspardo della LAG, della Lega Antivivisezione Friuli Venezia Giulia, e Fulvio Tonsi. Ci sono tanti altri rappresentanti di altre associazioni, tanti volontari e soci delle associazioni. Ci sono anche delle personalità di rilevanza nazionale e internazionale. C'è qui vicino a me Ciro Troiano, responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della Lega Antivivisezione, e c'è Andrea Zanoni, europarlamentare, presidente della LAC del Veneto. Intervengono con noi, saranno con noi praticamente per tutto il giorno per sostenere l'iniziativa e per promuovere non la sagra ma promuovere la tutela degli animali, la tutela del loro benessere e della biodiversità. Non mi dilungo, lascio subito la parola a Ciro Troiano e dopo ovviamente aspettiamo anche le altre persone. Grazie Alessandro, grazie a voi. Allora, la prima cosa è, noterete la differenza di pronunce. Io non sono friuliano, non sono veneto, sono napoletano, quindi insomma sicuramente la cadenza è particolare. Ebbene, anche a Napoli abbiamo avuto problemi relativi alla tutela della fauna selvatica e relativi alle fiere, no? Ricordo che c'era una storica manifestazione, si chiamava la Fiera degli Uccelli di San Giuseppe, si faceva il 21 marzo, cioè il 19 marzo, festa di San Giuseppe. E ovviamente non era storica come quella di questa città, insomma sicuramente aveva una sua importanza. E siamo riusciti attraverso le manifestazioni come queste, attraverso i sequestri che si facevano, perché la fauna selvatica spesso e volentieri era di provenienza illecita, siamo riusciti a superarla. Allora, il problema che stasera affronteremo sarà in modo particolare, io sono criminologo, mi interesso dei crimini, e stasera affronteremo un po' il problema della protezione della fauna, soprattutto degli aspetti legati alla illegalità, quindi ai traffici internazionali, al problema del furto e ai danni del patrimonio disponibile dello Stato, al maltrattamento degli animali e così via. Una cosa che voglio invece mettere in evidenza adesso è la necessità o meno di mantenere in vita delle manifestazioni come queste. La mia formazione, io sono criminologo, sono legato all'antropologia, agli studi delle credenze popolari, alle credenze dell'uomo. Una mia, diciamo così, idea è che una manifestazione, una tradizione è vera e tale nel momento in cui si adegua al sentire della società. Non ha più senso mantenere viva delle tradizioni che hanno le radici in una temperie culturale dove
gli animali venivano considerati delle cose, ma al pari degli animali venivano considerate delle cose anche delle persone, dove c'è una manifesta e evidente sopraffazione di una specie, la specie umana nei riguardi degli altri animali, dove appunto a livello educativo c'è una diseducazione di fatto, dove si vede ancora appunto una gabbia che rappresenta il mondo di un essere vivente, il mondo di un essere vivente che è costretto a stare in una gabbia, in cancelli, in una prigionia. Che tradizione è quella dove appunto degli animali vengono tenuti prigionieri, non sono liberi di manifestare la propria essenza? Che canto è quello che si sente degli uccelli se non un canto di sofferenza, un canto di malessere, che sicuramente può piacere a chi ha un male amore nei riguardi degli animali, non a chi ama veramente il mondo animale. Quindi questo è un po' il percorso che mi piace sottolineare, che non ha senso, non è necessario. Le tradizioni possono essere difese e salvaguardate rinnovandosi. A me piacerebbe pensare, tenere presente che ogni tradizione ha un inizio, ogni tradizione ha una fine. A me piacerebbe pensare che questo sia l'inizio di una nuova tradizione, ovvero di una liberazione del mondo animale, che tipo trasformare, si parlava prima, la fiera in un evento che riguarda appunto la protezione della fauna selvatica, la liberazione degli animali prigionieri, la cura degli animali, della fauna selvatica che è stata abbattuta illegalmente o comunque è stata incidentata e così via. Bisogna trasformare la tradizione e rinnovarla a un sentimento sempre più nuovo, a un sentire comune che si rinnova e che vede nell'altro animale, nel mondo degli altri animali, qualche cosa che ci appartiene, a un superamento di quegli ostacoli e di quei concetti specisti che sono tipici della nostra specie, appunto. Quindi questo era un po' il percorso che volevo significare, insomma, ovviamente con un invito ai referenti pubblici, alla pubblica amministrazione, di attivarsi per cessare questa forma di schiavitù. Mi dispiace usare questo termine, ma è così. Nel momento in cui ci sono degli animali in gabbia esiste ancora un simbolo di schiavitù. Questo è. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono Andrea Zanoni, sono eurodeputato da 20 mesi, quindi non da molto. Sono subentrato a un eurodeputato che è diventato sindaco del Magistris e quindi ho dovuto entrare col treno in corsa nell'Europarlamento. Ho chiesto subito di poter entrare nelle commissioni che mi interessavano di più, perché appunto seguendo l'ambiente e gli animali da sempre, tant'è vero che ancora adesso faccio fatica a farmi dire che sono un politico, perché mi sento ancora uno che fa parte delle associazioni, perché è da 30 anni ormai che all'interno del WWF prima, l'IPU, l'AV e l'AC alla fine combatto per tutelare gli animali, no? E ho chiesto due commissioni in particolare, la Commissione Ambiente e la Commissione Agricoltura, che sono quelle all'interno del Parlamento, voi dovete pensare ce ne sono 20 di commissioni, che in realtà hanno il potere di legiferare in materia di, oltre che di ambiente, di benessere degli animali. Naturalmente, avendo preso questo treno in corsa, sono riuscito ad entrare in Commissione Ambiente, che è una commissione legislativa, ha 85 deputati, quindi è più grossa di un consiglio regionale del Friuli o del Veneto o di tanti altri. E lì ho cominciato a lavorare da subito e una delle cose per le quali mi sono occupato è stata ad esempio il benessere degli animali che vengono detenuti dai cacciatori, da chi partecipa a queste fiere degli uccelli. E quando mi sono incontrato con la relatrice di questo importante documento, che era appunto un piano triennale per il benessere degli animali, volevo inserire queste norme sui richiami vivi, sugli uccelli detenuti in queste gabbie, e ho dovuto praticamente faticare non poco per spiegare che cosa sono i richiami vivi, perché in Europa queste barbarie, che io considero barbarie, non esistono. Voi dovete considerare che questi animali vengono detenuti in modo tale da essere gli unici a subire questo trattamento.
se voi andate a vedere quegli obbrobri e quegli inferni in terra che sono gli allevamenti intensivi, non troverete mai condizioni peggiori di queste. Perché? Vi porto subito un esempio. Questi uccelli vengono tenuti qua dentro e sono gli unici animali che vengono detenuti dall'uomo che hanno la mangiatoia, che è questo contenitore qui, vedete, di plastica, questo qua, la mangiatoia e il beverino, il contenitore dell'acqua, che adesso qui non c'è, all'interno della gabbia e situati in modo tale che questi animali possono sporcare sia il cibo sia l'acqua. Perché? Se voi guardate una gabbia di un canarino, vedete, quella è una gabbia di un canarino di uccelli che vengono detenuti normalmente all'interno delle case, non usati dai cacciatori. I beverini e le mangiatoie sono esterne, sono fatti in modo tale che ci siano determinate igiene sia per l'acqua che per il cibo. Perché i cacciatori e chi ha la passione del fiere uccelli a queste gabbiette qua? Perché? Adesso ve lo mostro. Ne devono trasportare molte nelle loro auto, le devono mettere in macchina. Ma se queste gabbie avessero dei beverini o delle mangiatoie, delle sporgenze, che cosa accadrebbe? Che non potrebbero mai fare questa cosa qua. Eccolo qua. E allora, a vantaggio della possibilità del trasporto e del numero di animali da trasportare, io condanno in condizioni igieniche sicuramente incompatibili con la natura migliaia e migliaia di uccelli che, guarda caso, per la maggior parte delle volte sono nati in libertà e poi sono stati catturati. Io ho partecipato, ho fatto una visita alla Fiera degli Uccelli di Sacile ancora penso 25 anni fa. Quando sono uscito avevo il blocco degli appunti grosso così, perché ho fatto, adesso non mi ricordo quante, diverse notizie di reato, perché basta andare a vedere che cosa succede e ti rendi conto che c'è una continua violazione delle norme sul maltrattamento degli animali. Pensate, io come guardia venatoria volontaria assieme al Corpo Forestale e ai Carabinieri ho partecipato a numerose perquisizioni e sequestri e ho potuto vedere che cosa accade a questi animali qua. Cioè, questi animali dopo qualche anno che sono qui dentro si trasformano in delle larve. Voi pensate che un uccello normalmente in natura per mantenere le proprietà del suo piumaggio, proprietà che consentono a lui di mantenere una certa temperatura corporea, quindi un piumaggio che trattiene l'aria che lui riscalda, che utilizza come barriera dalle intemperie, si lava anche in pieno inverno. Pensate, in pieno inverno un uccello, a me è capitato di fare vigilanza, di passare in delle stradine dove c'erano delle pozzanghere ghiacciate, di rompere il ghiaccio con la macchina, di tornare indietro magari dopo un quarto d'ora e di vedere in quella pozzanghera i merli, storni o altri uccelli lavarsi. Hanno un bisogno incredibile di lavarsi proprio perché serve al loro piumaggio. Bene, una volta messo qui dentro un uccello, un migratore, un tordo, una tordina, un fringuello, un passero, un'allodola, non potrà mai più lavarsi in vita sua, perché il beverino, adesso qui non c'è, è un piccolo cilindretto alto così, con un buchetto di queste dimensioni, e quindi non riescono a lavarsi. Quindi già questi sono degli elementi che ci dicono che chi tiene questi animali in queste gabbie ha la passione, ma non per questi animali, ma ha una mania che è quella di vedere e di possedere tanti di questi uccelli, ma che questo abbia un minimo di sentore o di sensibilità per il benessere di questi animali, cioè non esiste assolutamente, perché li condanna a una condizione incompatibile con la propria natura e li condanna a condizioni di igiene che sono veramente disastrose. Bene, quando abbiamo fatto questi sequestri, io sono stato per decine di volte nominato ausiliario di polizia giudiziaria e mi è stata data in custodia giudiziaria questi animali. Ho avuto modo, io a casa avevo le attrezzature quando avevo tempo, delle voliere eccetera, questi uccelli li liberi in delle voliere. Allora, liberare un uccello in queste voliere vuol dire trovarsi una specie di topolino che zampetta a terra e non riesce più a volare. In queste gabbie non riescono ad aprire le ali, gli si atrofizzano i muscoli, gli viene la rogna sulle zampe e il piumaggio scompare, non hanno più penne. Io ho sempre in mente
l'odore nauseabondo del cibo e dell'acqua, perché non è che vadano dentro, puliscono il beverino eccetera, o gli puliscono la mangiatoia, aggiungono cibo sempre dall'alto, aggiungono l'acqua dall'alto. Nei beverini c'era un fondo di fognatura di melma alto così, un odore incredibile, ma la cosa però più bella era quella di vederli, nonostante siano selvatici per la maggior parte, vincere il coraggio e avere coraggio, vincere la paura dell'umano che ti sta guardando e andare tutti nelle bacinelle che mettevo a terra delle voliere a farsi il bagno. Cioè pensate, dopo anni che non si facevano il bagno, non vi dico il colore dell'acqua che ne risultava dopo che questi animali si erano fatti il bagno. Questo per quanto riguarda la mia esperienza. Io ho sempre in mente un'immagine, anche perché l'ho fotografato, di un piccolo ibrido, perché qua fanno poi, si sono inventati anche gli ibridi, cioè mettere assieme un canarino a una cardellina per ottenere l'ibrido. Cioè, esatto. Ho sempre in mente l'immagine di questo ibrido di cardellino proprio in questa fiera, che aveva messo la testina fuori da 2 sbarrette, evidentemente forse più larghe del solito, che osservava il cielo. Voi pensate, un uccellino, un uccello che dovrebbe essere padrone dell'aria, del cielo, costretto a fare questa vita qui. Io credo che fiere del genere non dovrebbero più esistere, almeno per questi animali. Perché? Perché innanzitutto, se in maniera scientifica, con norme alla mano, si applicano tutte le norme attualmente in vigore, io credo che avremmo possibilità di denunciare qualsiasi persona. Non è compatibile, non è concepibile che un uccello, un animale con queste temperature passi 2, 3, 4 ore sotto il sole. È assolutamente una cosa da denuncia, a mio avviso. Quindi effettivamente un tempo poteva anche andare bene, la cultura era diversa, i mezzi erano diversi, c'era molta più povertà, ma adesso in questa società ormai la gente è sempre più sensibile al benessere degli animali. Chi rispetta gli animali fino in fondo, fa ad esempio la scelta vegetariana, aumenta di giorno in giorno, il numero mi pare siamo a 6 milioni in Italia. Cioè ci dovrebbe essere effettivamente un radicale cambiamento. Non possono difendere con le unghie una tradizione che ormai è di pochi e che rappresenta gli interessi di pochi e che costituisce quello che vi ho raccontato. Io vorrei ad esempio domani quando faranno la fiera degli uccelli, se ci fosse uno che va a vedere ogni gabbietta, mi fa vedere l'acqua di questi beverini e vedere se con un veterinario presente sarebbe una cosa. Se trovano acqua del genere in qualsiasi allevamento, gli chiedono l'allevamento. Cioè se le norme igienico-sanitarie che vengono imposte agli allevamenti intensivi, che apro la parentesi, sono comunque degli inferni in terra secondo me per questi animali, ma se venissero applicate quelle norme igienico-sanitarie per questi animali qua, si tratta di reato di maltrattamento animali. Se accadesse negli animali, negli allevamenti intensivi, verrebbero chiusi tutti. Allora, tornando un attimo alla commissione ambiente, io ho proposto delle norme proprio in merito a quello che succede, e quando ho parlato con la relatrice, facevo parte di un altro gruppo, lei era relatrice e comunque volevo fare questi emendamenti. Quando sono andato a spiegarle, perché volevo che lei fosse una mia alleata, perché fa parte anche dell'intergruppo benessere degli animali che abbiamo in Parlamento europeo, questa faceva fatica a capire di che cosa si trattasse, perché siamo praticamente l'unico Stato membro che ha ancora i richiami vivi. Se poi andiamo a vedere in Italia, praticamente solo tra Lombardia e Veneto e Friuli, ecco, qualcosa in Trentino, in Emilia Romagna abbiamo già una provincia che li ha aboliti per legge i richiami vivi. E stentava a capire perché effettivamente loro non concepiscono una cosa del genere. Sta di fatto che questi emendamenti che avrebbero vietato o avrebbero previsto tutte le norme sul benessere animale, che quindi avrebbero sicuramente vietato i richiami vivi, no, indirettamente, purtroppo passate in Commissione Agricoltura sono state cassate, perché come vi ho detto io in Commissione Agricoltura non c'ero, in Commissione Agricoltura purtroppo ci sono anche eurodeputati italiani che hanno fatto della caccia la loro più grande battaglia in Europa, e quindi le cose non sono andate bene. Se fossi stato lì dall'inizio probabilmente avrei ottenuto di essere
Commissione Agricoltura e le cose sarebbero andate diversamente. Apro solo una parentesi: se si lavora in Europa si ottengono risultati. Io sono relatore per il Parlamento europeo della nuova direttiva per la valutazione di impatto ambientale. Ho proposto degli emendamenti come relatore, 62 emendamenti, che facevano accaponare la pelle a qualche politico italiano. Sono passati tutti, il 10 luglio scorso sono passati tutti. Quindi le persone giuste al posto giusto riescono a ottenere i risultati. Quindi la speranza è quella di sapere nel nostro piccolo anche aiutare chi si candida all'elezione perché entri nei posti giusti, avete capito? Perché è importante sapere le cose. E la cosa positiva comunque, sempre vista dall'Europa, è che gli europei, al di là del loro orientamento politico, i parlamentari europei sono molto sensibili alle tematiche della tutela dell'ambiente e degli animali in particolare. Ecco, quindi stasera io alla conferenza che ci sarà svilupperò molte di queste faccende, le spiegherò, magari avremo modo anche di scambiarci delle opinioni. E tornando a questa fiera, io ribadisco il fatto che secondo me ci sarebbero tutti gli estremi per evitare che in questa fiera ci siano cose come queste. E ora effettivamente di finirla, i tempi sono cambiati e io spero che anche grazie a certi cambiamenti che ci sono stati in questa regione si riesca a ottenere entro breve qualche risultato. Grazie. Volevo aggiungere qualche cosa a quando ha detto Andrea. Dovete sapere che per strane convergenze storiche, quando due persone che non si conoscevano neanche all'epoca, nello stesso periodo, bene o male storico, fanno le stesse cose. Mi riferisco al 2001 e al 2002. Tenete presente che all'epoca non era ancora in vigore la 157, l'attuale normativa sulla caccia. Stiamo parlando di 3 leggi fa relative alla protezione degli animali, quando c'era il vecchio 727, fu modificato poi nel 93 e questo nel 2004. Andrea Zalone, che all'epoca era guardia del WWF, a Montebelluna iniziò con la prima denuncia di un cacciatore con queste chettette. Io il 5 gennaio sul Vesuvio a Napoli, guardia venatoria all'epoca della Lipu, beccai i fratelli Monteforte, ne nacque il processo Monteforte +1, che arrivò in Cassazione. Entrambi applicammo per la prima volta il 727 per cose relative alla caccia. La legge 473/93. No, era prima, Montebelluna era prima. Mi ricordo che a gennaio era il 5 giorno sugli zibelli, sì, quindi insomma le convergenze che poi si scatenarono, tutta una serie, ti ricordo Andrea, tutte denunce finché poi non intervenne l'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica col ministro, il fatto, ti ricordi con le quote latte fecero quella inciucio italiano, fecero circolare e di fatto bloccarono sotto quell'aspetto. Quindi voglio dire, non stiamo parlando di nulla di nuovo, ahimè. Il maltrattamento degli animali legato all'attività venatoria ovviamente è sempre esistito e continuerà ad esistere. Sicuramente qualcuno potrebbe dire cosa c'entrano i maltrattamenti legati alla caccia con le fiere. Beh, venite stasera alla conferenza e lo capirete. Intanto invitavo a parlare anche gli altri esponenti delle associazioni che sono qui, Daniela Galeotto. Volevo solo fare una chiosa a quello che diceva l'onorevole Andrea Zanoni, ricordando che una delle prime direttive comunitarie e le più importanti è proprio la direttiva Uccelli, che addirittura del 1979, che tutela tutti gli uccelli dell'Europa. E non è che in Italia non si applica, cioè in Italia si deve applicare anche questo dovrebbe far pensare come anche il sentimento della tutela della fauna selvatica, degli uccelli, dei migratori in particolare, deve essere un sentimento addirittura comunitario, cioè non è un sentimento italiano, perché gli uccelli non sono dell'Italia, dello Stato italiano, ma sono un patrimonio di tutti, e come un patrimonio culturale di tutti non può essere utilizzato e sfruttato in questo modo come avviene nella sagra di Gesù di Sacina. Io vorrei ringraziare i nostri ospiti per i bellissimi interventi che hanno fatto. Vorrei dire questo,
Abbiamo iniziato assieme alle altre associazioni che sono anche presenti oggi, che sono presenti tutti gli anni alle manifestazioni che facciamo qui in Piazza del Popolo. Abbiamo iniziato anni fa, eravamo in pochi e non si sapeva molto di questo fenomeno che è rappresentato dalle fiere ornitologico-venatorie. Oggi se ne sa di più anche grazie a un sito che è nato dalla collaborazione di tante voci che hanno voluto mettere a disposizione la propria esperienza, e quindi parlo di etologi, di filosofi, di storici, di zoantropologi, e lasciare una testimonianza non solo contro la Sagra degli Eusei di Sacile, ma proprio contro ciò che essa rappresenta, che poi sono appunto le fiere ornitologico-venatorie. Non se ne sapeva molto neanche nell'ambiente animalista. Oggi spero che qualche risultato ci sia, e vedo crescere ogni anno il giorno della sagra e il numero di persone presenti a manifestare sotto il sole. Ecco, oggi non ci saranno gli uccelli, non sentirete i lamenti di questi animali, li sentirete, li riprodurremo noi, però non saranno dei lamenti, saranno dei canti di libertà. E mi fa molto piacere essere qui oggi a chiedere l'abolizione di questa Sagra degli Eusei. Abbiamo anche voluto realizzare un contromanifesto, perché chi organizza questa sagra ogni anno promuove un manifesto a cura di un artista internazionale che di solito rappresenta gli uccelli liberi, un po' l'antitesi di quello che poi in realtà avviene con tutti i prigionieri che ci sono in questa distesa di gabbie che poi diventa Sacile il giorno della sagra. Ecco, noi l'abbiamo voluto rappresentare così il nostro contromanifesto, cioè quello che veramente è un uccello a cui vengono tagliate le ali, e a noi non interessa se, come dice la presidente della Pro Sacile, sono uccelli nati in cattività e quindi non conoscono la libertà e neanche la desiderano. Ecco, a noi questo non interessa, perché comunque sono sempre gabbie e a noi non stanno bene le gabbie, e comunque sono prigionieri. Io ci tenevo a dire solo questo. Poi tra l'altro non dimentichiamoci che non ci sono soltanto uccelli, ma ci sono anche tanti altri animali. E una delle immagini forse più forti per chi ha un minimo anche di empatia, viene a visitare, a manifestare in Piazza del Popolo e poi magari fa un giro, è proprio la mostra mercato degli animali da cortile, quindi conigli, esatto, le abbiamo rappresentate anche in questo cartellone, e quindi non ci dimentichiamo neanche di loro. Oggi è una giornata particolarmente calda, le ultime edizioni della sagra lo sono state altrettanto, e provate a immaginare che cosa significa per questi animali, che sono centinaia e se non decine di migliaia comunque nella loro totalità, sotto il sole e comunque al caldo in questa città che diventa un mercato di gabbie a cielo aperto. Grazie. Grazie a Daniela Galeota, che veramente ci ha messo l'anima insieme a Massimo in questi anni per attivare tutto questo qui a Sacile, soprattutto merito loro, dobbiamo ricordare. Con l'aiuto di tantissime altre persone, come Alessandro Spinato, mi dimentico un sacco, però loro con Alessandro veramente ci hanno messo l'anima. Adesso invito anche gli altri rappresentanti delle altre associazioni, Guido Iemmi della LAV, Roz Emanuele Oipa, Adriano De Stefano di Treviso, se per cortesia venite anche voi a esprimere il vostro pensiero. Salve, sono appunto Guido Iemmi. Niente, io mi soffermo su un particolare significativo che fa capire l'atmosfera in cui vive e vegeta questa sagra da tutti questi anni e secoli, insomma. Particolarmente a questo ultimo periodo, cioè parliamo degli anni 2000, ecco. È il fatto che in questa città non si riesce a far approvare un regolamento a tutela degli animali. Cioè siamo partiti nel 2003 a Pordenone, poi l'ex sindaca, una delle ex sindache, la signora Gina Fasan, va bene che poi è diventata anche consigliere regionale, con lei abbiamo fatto l'ordinanza contro i maltrattamenti. Ecco, da quel momento lì, circa il 2004 a oggi, sono quasi 10 anni di vuoto.
In questo vuoto è chiaro che le condizioni di tutela degli animali in questa sagra sono libere, si lascia la libera intraprendenza degli allevatori come esporre, come trattare, e conseguentemente il sistema continua in questa maniera qua. Cioè le nostre contestazioni, a volte anche con delle segnalazioni, delle denunce, lasciano il tempo che trovano perché l'usanza è quella. Tutti parlano di iniziativa secolare che quindi non si può toccare, perché tutto quello che è secolare non si può toccare, cioè non ci si può evolvere. Noi chiediamo questo, chiediamo di evolvere, non di dimenticare, perché ormai quello che è stato fatto c'era, lo si può richiamare, certamente non con l'enfasi che quando si stava peggio si stava meglio, nel caso degli uccelli. Ecco, per cui noi auspichiamo che nella nuova Sacile, che speriamo prima o poi arriverà, o anche nell'attuale, che prendano coraggio e facciano un regolamento accettabile. Certamente ai tempi della Fasan non era stato volutamente inserito e l'avevamo accettato alla fine, no? Dobbiamo accettare un regolamento sugli osei perché proprio non ce l'avrebbero concesso. Adesso si può. Io l'anno scorso mi sono beccato una scarica di letame in faccia per dire sulla reattività degli allevatori alla nostra presenza, eppure ci proponiamo in maniera democratica, civile, senza fare nulla di male, ma ovviamente ci sopportano, ma al limite proprio della reattività, della reazione, e avvertono che qualcosa pian piano cambia. Certamente dobbiamo fare in modo che cambi il prima possibile. Grazie. Grazie, saluto a tutti, io sono delegata per Trieste, provincia dell'OIPA, conoscerà qualcuno, no? Diciamo che a Trieste siamo un po' fortunati da questo punto di vista perché questo tipo di sagre non esistono più, magari una realtà più paesana che non cittadina, anche se diciamo che anche a Trieste non sono tutte rose e fiori neanche in città, anche perché abbiamo una bellissima legge regionale, la legge 20, che però purtroppo viene poi applicata pochissimo, e anche da noi tutto quello che sono state le promesse fatte magari salto un po' da un'altra parte, però diciamo che c'era tutto questo bel discorso della tutela degli animali, facciamo andare gli animali dove vogliono, i parchi pubblici eccetera. Diciamo che poi le ordinanze sindacali hanno disatteso tutto, per cui col cane per esempio non si va da nessuna parte. Purtroppo il discorso degli uccelli, no purtroppo, anzi per fortuna il discorso degli uccelli, di queste sagre da noi non esiste. Noi siamo venuti qui in supporto effettivamente alle sezioni locali. Fa dispiacere vedere che effettivamente nel 2013 ci sia ancora questa mentalità, diciamo, campestre, paesana, non so come definirla, di queste sagre, di vedere queste famiglie intere che vengono a vedere queste fiere pensando appunto di trasmettere l'amore per gli animali anche ai figli, facendoli conoscere queste realtà, questi uccelli. Io ho visto l'anno scorso famiglie intere che andavano a comprare questi uccellini, ci siamo presi anche qualche insulto. Fa veramente una tristezza per una persona che ama gli animali, non può vedere una cosa del genere, perché insomma qualsiasi animale, neanche una lucertola, non può vivere in una cosa del genere. Ringrazio appunto che non abitiamo da queste parti, perché so che qua c'è un po' lo zoccolo duro di tra cacciatori, allevatori eccetera. Triste, questa realtà non c'è, però ci sono tanti problemi anche da noi e purtroppo le leggi ci sono, poi la difficoltà sta nel farle applicare. Noi stiamo creando un nucleo di guardie zoofile, spero che riusciremo a essere di supporto ad aiutare gli animali in qualcosa, anche se già vediamo che il cammino sarà difficile perché le leggi ci sono, ma poi l'applicazione è molto più complessa. Vi saluto tutti e lascio la parola. Lascio la parola a Adriano De Stefano di OIPA Treviso. Allora, grazie a tutti di essere qui, che poi è una scampagnata tra amici questa, perché credo di non parlare a nessuno che non sia estraneo al nostro pensiero, perché se c'è un infiltrato dovrebbe essere l'unico che si è imbarazzato tra di noi. Quindi c'è? Allora sì, in realtà noi con Andrea ci si conosce da una vita e anche con molti di voi. Ho i capelli bianchi, quindi diciamo che sono diversi anni che bazzico in questo ambiente e tutto sommato alla fine qualcosa di buono potremmo, non so se vogliamo fare un bilancio dell'ultimo trentennio, almeno quello che mi riguarda, diciamo che qualcosa
a casa si è portato. La sensibilità delle persone innanzitutto, perché su questo aspetto diciamo che la cultura mediamente sta dando i suoi frutti. Sicuramente che noi tutti vorremmo qualcosina di più, però a volte credo sia sufficiente anche accontentarsi. Cioè, poi abbiamo anche degli stimoli esterni, come per esempio Andrea, ma che purtroppo l'Andrea l'abbiamo ed è l'unico in Europa, ma ce ne vorrebbero almeno 10 come lui in Europa, e averne 100 come lui in Parlamento, probabilmente saremmo come la Svizzera, non saremmo qui se non a prendere il fresco oggi, probabilmente. Però così non è, quindi facciamo i conti con la realtà. La realtà tutto sommato è anche abbastanza dal mio punto di vista positiva in questo, perché manifestazioni come queste, dove c'è evidentemente uno zoccolo duro di carattere culturale, si stanno un po' svilendo in giro per la provincia. Noi vediamo quelle di Treviso che generalmente le seguivamo, ma ogni anno che passa c'è sempre meno gente che ci va, ma purtroppo qualcuno ci va. Sono diversi anni che vengo qui a Sacile e purtroppo la constatazione che faccio è questa, che ripeto, il zoccolo duro viaggia dalle 6 di mattina alle 8, si mettono qui fuori, fanno i loro affari e poi se ne vanno via. Ma il dramma di Sacile in realtà è quello che succede dalle 8 fino all'1, alle 2 quando smobilitano, ovvero sia tutti gli altri uccelli che sono su questa piazza che sono in balia dei visitatori in realtà, perché il dramma è che qualcuno viene qui per andare a casa con la gabbiettina, o meglio con la scatolina con l'uccello dentro. Quindi se non riusciamo a far sì che non ci sia domanda di questa specie, degli animali in genere, cioè che non li consideri come cosa da portare a casa, probabilmente non riusciremo ad ottenere il risultato che tutti aspettiamo. In realtà se qui non ci fosse nessuno che cerca un uccello da portare a casa, non ci sarebbero neanche le bancarelle, non ci sarebbe nulla di commercio. Indubbiamente i cacciatori seguono la loro strada, ma non avendo il supporto degli altri probabilmente anche loro sarebbero isolati e forse avrebbero i giorni contati. È un po' difficile aggiungere qualche altra parola a quello che hanno già detto prima Guido, che ha detto Ciro, che ha detto... io volevo solo fare un invito ai presenti di venire alla fiera il 18, ma di venirci alle 5 del mattino come ho fatto io 2 anni fa, per godere di quel falso amore, di quelle persone che mettono quegli uccellini lungo il corso del fiume. E là veramente il cuore ti intenerisce, perché quegli esserini ti danno la gioia di vivere che tu gli stai togliendo. Come invito tutti a farsi un giro per la fiera, non fermarsi solo qua davanti a fare il flash mob o con i cartelli, a farla tutta, ma non alle 8 del mattino, farla alle 2, all'1:30, quando ormai gli animali sono stremati, avere il coraggio di fotografare, avere il coraggio di chiamare i vigili come ho fatto io, avere il coraggio di denunciare. Questo invito ve lo farà sicuramente Daniela, ve lo farà Massimo, e spero che questo movimento, questa cosa che è nata da Sacile ormai da tanti anni, faccia un piccolo passo verso il mio Veneto, dove le sagre degli Osei sono numerosissime, anche a pochi chilometri da qua. Una tra le tante, sempre secolare, è a Godega, un'altra è vicino a Sastino di Livenza, dove ci sono quasi 2 chilometri di gabbiette, non gabbiette, di animali grossi volatili tenuti in recinti. Vi invito a visitare, so che fa male il cuore, ma invito tutti ad andare e fotografare. Grazie. Ovviamente se ci fosse qualcuno che sia rappresentante o meno di associazioni è qui e gli diamo la parola, perché è giusto appunto anche confrontarci con calma e pubblicamente su questo argomento. Diversamente chiudo qui con una riflessione. Viene invocato sempre, e si è già detto prima, la necessità o comunque l'importanza di portare avanti una tradizione. La tradizione è quella degli animali in gabbia, l'abbiamo visto, la tradizione è quella dell'uccisione di animali utilizzando dei richiami vivi, che vuol dire che un animale viene ingabbiato per tutta la vita
per determinare poi la morte di un fuoco specifico. La tradizione è quella della sofferenza di animali ingabbiati a vita, di animali uccisi, e ovviamente poi di tutto quello che comporta sia la caccia che l'allevamento di questi animali. Secondo voi questa è una tradizione che vale la pena portare, far conoscere ai nostri figli, o è meglio, non so, la tradizione di conoscere veramente gli uccelli e la loro bellezza quando vivono in libertà, del loro modo di vivere, delle loro migrazioni, che hanno qualcosa di incredibile che ancora l'uomo non è riuscito ancora a spiegare. Ecco, io credo che queste siano le tradizioni che vanno portate avanti e non quella della sagra degli agenti assassini. Grazie a tutti, a questa sera alla manifestazione.